farsi fotografare, quindi sono vietate anche le riprese televisive, e cinematografiche e fotografiche. Dovrebbe leggere la dichiarazione di impegno ad alta voce. Consapevole della responsabilità morale e giuridica che assumo con la mia deposizione, mi impegno a dire tutta la verità e a non nascondere nulla di quanto è a mia conoscenza. Sì. Come si chiama? Maria Chiara Lipari. È nata a Roma? A Roma. Quando? 19 aprile 1969. Che attività esercita? Al momento nessuna, studio. È laureata? Sì, sono laureata in giurisprudenza. In giurisprudenza. E studia all'università? Sì, la Sapienza di Roma. Sì, con qualche titolo? No, non ancora, sto seguendo il corso di dottorato di ricerca. Però quindi segue il corso di dottorato di ricerca. Non ho ancora il titolo. Pubblico Ministero, può iniziare con le domande. Dottoressa, lei ricorda il 9 maggio del 1997, andò all'Università all'Istituto di Filosofia del Diritto? Sì. Ricorda che ora fosse? Non con precisione, ricordo che doveva essere un po' più tardi rispetto all'orario in cui di solito andavo all'università, che sarebbe le 9:30, quindi intorno alle 10 meno 10, dovrebbe essere stato 10 meno un quarto, non so, qualche minuto prima delle 10, non con precisione però. Aveva qualche cosa di particolare da fare in istituto quella mattina del venerdì 9 maggio? Non era il giorno del mio turno di assistenza, quindi non dovevo essere presente in un orario preciso, però c'erano varie cose, dovevo incontrare una studentessa che avevo seguito per la tesi di laurea, dovevo più o meno spedire questo fax, insomma occuparmi di un invito ad un professore di Monaco, il professor Wieser, quindi occuparmi di questo e anche parlare col professor Romano, perché mi aveva già accennato che sarebbe stata buona cosa se io fossi andata ad un convegno di Teramo. Mi scusi un attimo, per conoscenza della Corte, lei ha fatto riferimento a due circostanze particolari, cioè ad un fax che bisognava spedire e poi a un congresso, un convegno che c'era a Teramo. Potrebbe essere un po' più precisa su questi due particolari? Cioè lei doveva spedire un fax? Io ho scelto, sarei pure potuta non andare quella mattina all'università, non c'era il fax non doveva obbligatoriamente essere spedito quella mattina. Sono andata perché in realtà per parlare del professor Romano col professor Romano che mi aveva più volte detto che sarebbe stata buona cosa se io fossi andata a questo convegno di Teramo e essendoci quel pomeriggio stesso un convegno organizzato da mio padre al CNEL, insomma, volevo di persona dire al professor Romano che mio padre sarebbe stato contento che io ci fossi a Roma e che quindi non intendevo andare al convegno di Teramo e poi lì, quella mattina, il professor Romano, quella mattina si pose poi il problema di spedire questo fax. Io avevo già scritto una lettera al professor Wieser, quindi non era obbligatorio mandarlo quella mattina. Però. Quindi lei praticamente arrivò e andò nella segreteria dell'istituto per scrivere questa lettera o comunque per organizzare la spedizione di questo fax, se non ho capito male? No, come prima cosa, arrivando all'università, io andai nella stanza a bussare alla stanza del professor Romano. Sì. E lì trovai Irene Castiglia, che era questa laureanda. Che lei doveva seguire? Sì, in sostanza i due impegni erano vedere la laureanda e parlare col professor Romano di questo convegno.
Quindi parlò con questa laureanda, con questa Sì, era già presente nella stanza del professor Romano, e io pure entrai e ci fermammo lì, insomma, 10 minuti, un quarto d'ora forse anche, perché lei stava già discutendo più o meno di alcuni punti della tesi e sì, mi fermai anch'io, aprì la tesi sulla prima pagina e vidi che come prima frase c'era l'obiettivo principale di questa tesi, e questo obiettivo era scritto con 2B. Richiusi la tesi, continuammo a parlare e poi sul finale, sulla porta, insomma, uscendo, perché il professor Romano doveva tenere queste 2 ore di lezione, esame, insomma, lui mi ricordò del convegno di Teramo, io gli accennai di questo fatto del convegno al CNEL di mio padre, gli dissi insomma che lui avrebbe avuto piacere che io ci fossi e che quindi a Teramo non sarei andata, e poi gli ricordai di questo invito al professor Biser e lui mi disse sì, adesso poi scriva un'altra lettera da spedire via fax, cioè una era da spedire via fax e l'originale da spedire per espresso. Quindi lei predispose questa minuta, diciamo? Sì, uscimmo insieme con Irene Castiglia. Poi? Prima di iniziare a predisporre la minuta io la accompagnai lungo il corridoio dell'istituto e gli dissi vabbè, l'obiettivo principale è proprio la prima parola della tesi e io l'avrei scritto con una B. Allora lei entrò un po' in ansia, insomma, disse vabbè, adesso allora prendo un dizionario, controllo se si può scrivere anche con 2B, insomma. La tesi era rilegata, quindi comunque non si sarebbe potuto cambiare, però era per una sua tranquillità, non so. E allora accennai a qualcuno di darle cioè a qualcuno che mi pare fosse Auriem, che è un impiegato amministrativo lì, insomma, dell'istituto, di procurarle un dizionario. Dopodiché la accompagnai in sala cataloghi perché mi pare il professor Romano le avesse anche indicato di procurarsi un libro e di dare un'occhiata a un libro per la discussione. Accompagnai un attimo in sala cataloghi e mi pare anche di aver controllato qualche titolo per la mia tesi, perché in quel periodo io ero molto impegnata perché stavo iniziando a scrivere. Ricorda chi ci fosse? Iniziava la tesi. Ricorda in sala cataloghi chi c'era? In quel momento... Quando andò lei con la Castiglia? In quel momento io ci sono tornata in un secondo momento, pure con una laureanda, che però in quel momento non ricordo. Nel secondo momento ho visto Lilli Parota, però questo un po' più tardi, dottor Ormanni. Con la Castiglia io sono entrata, ho controllato dei titoli e poi sono subito uscita e mi pare ci fosse la persona che poi ho saputo chiamarsi Stefano Laporta, al momento non sapevo come si chiamava, insomma il ragazzo che diciamo, c'è sempre uno studente che vince una borsa di studio. Quindi lei torna in questa sala cataloghi con quest'altra studentessa? Io torno perché dopo aver accompagnato Lilla Castiglia vado nell'aula 6, cioè la sala assistenti, sì. Che al momento mi pare fosse vuota, e mi siedo, anzi era vuota, e mi siedo a un tavolo per iniziare a stendere la minuta di questa lettera al professore Tedesco. E dopo pochi minuti entra la Castiglia e mi dice ma sì, obiettivo con una B, però tra parentesi lo mettono con 2B, insomma. Usciamo insieme io con questa minuta e andiamo sulla destra, verso
la stanza delle segretarie, insomma, dove Sì. stavano le segretarie. Sì. Cioè le segretarie sarebbero Gabriella Alletto e Maria Aurilli? Maria Aurilli. Sì. E in quel momento mi pare ci fosse anche la dottoressa Avitabile. Era sopraggiunta, era nella Era segreteria? nella segreteria. Sì. Quindi lei va in segreteria per? Intanto che mi disse ho spostato la tua borsa, vabbè, io vado in segreteria per dettare a Maria Aurilli la minuta della lettera. Quella da spedire per il fax. Inizio a dettare e in quel momento entra appunto una studentessa, una laureanda, e chiede di parlare con la dottoressa Lipari. Io gli dico che sono io e dice mi manda il professor Cafaggi, che è un ricercatore, in realtà non è ancora professore, ma insomma lo chiamano professore perché ha tenuto dei corsi in America di diritto civile. Dice, mi ha mandato qui da lei per avere delle indicazioni bibliografiche, insomma voleva delle indicazioni bibliografiche. Allora io lascio la stanza delle segretarie e l'accompagno di nuovo nella sala cataloghi. Cioè rifà il corridoio praticamente, Sì. va all'inizio del corridoio. In questa occasione ricordo che chiedevo aiuto per queste, cioè dicevo questa ragazza ha bisogno di aiuto, quindi se ci assistete un attimo, se ha bisogno di libri eccetera, e ricordo di averlo accennato a Liparota, che invece è uscito subito Dalla sala cataloghi. dalla sala cataloghi, il dottor Liparota. Quindi lei è rimasta nella sala cataloghi cioè lei, questa ragazza, diciamo, questa laureanda? E allora, diciamo, questa sorta di assistenza l'ho chiesta a Stefano Laporta, che ci ha infatti aiutato prima a fare delle ricerche sul computer, che però non è affatto aggiornato, insomma, sul computer che sta lì nella sala cataloghi, e poi ho fatto io delle ricerche cartacee, io a mano. Poi, avendo dato delle indicazioni di autori alla ragazza, l'ho lasciata lì a continuare la ricerca e sono tornata. Non so se a questo punto ho provato a fare la telefonata a quella mia amica Dalla sala assistenti? dalla sala assistenti, di nuovo a quella mia amica Laura Schiuma. Sì. Poi è andata in segreteria? E mentre facevo la telefonata mi pare ci fosse Andrea Simari alle mie spalle, vabbè. Mi pare che ci fosse, non ho capito. Andrea Simari? Un collega, il dottor Andrea Simari. Sì. Poi sono tornata nella stanza delle segretarie, dove l'Aurilli aveva più o meno tentato di interpretare la mia scrittura e continuato a battere questa... Quindi lei l'ha trovata già minuta. completata come battitura? Non questa? proprio, no, era andata avanti in realtà pochissimo. E c'era, mi pare, anche l'Alletto in quel momento. E ho finito di dettare, poi mi pare abbiamo stampato, c'era un errore, quindi abbiamo corretto l'errore e ristampato. E in quel momento è tornato il professor Romano insieme dalla prima ora di colloqui, Sì. con gli studenti insieme. Mi scusi se Insieme la ad altri interrompo, studenti. che lei sappia queste 2 ore di colloqui, incontri eccetera del professor Romano con gli studenti, dal punto di vista topografico, in quale zona se avvenivano in istituto o avvenivano in un'altra ala, diciamo, dell'edificio? In istituto no, avvenivano, Cioè non in quel corridoio, diciamo... non in quel corridoio, avvenivano in una delle aule e poi veniva fissata, non so con che criterio, credo quasi giornalmente lì all'università vengono disposte poi le aule. Dove avvengono? In una delle aule del corridoio grande che si trova sulla destra rispetto all'entrata principale. Ho capito. Allora, nel frattempo Romano quindi era rientrato, diciamo, da questa prima ora di colloquio, e lei gli fa vedere, diceva, gli sottopone il testo di questa... Sì, e lui lo firma.
a penna, quindi cioè, vabbè, firma l'originale. Poi? E io dico all'alletto di spedire per espresso, quindi per posta, l'originale e di fare una fotocopia e inviarla per fax. E l'alletto esce, fa una fotocopia, credo, e comunque esce senza di me, insomma. Esce dalla segreteria? Sì. Lei rimane in segreteria? Sì. Poi? Qualche minuto in più. Credo di aver scambiato qualche parola con Irene Castiglia, che studiava nello spazio che è una sorta di disimpegno di fronte alla stanza del professor Romano. Quella cosiddetta sala laureandi? Sì. Dove c'è un tavolo grande, Sì. anche dei computer entrando sulla destra. Ho scambiato qualche parola, insomma, lei mi ha chiesto se sarei stata presente alla sua discussione. E poi sono andata nella sala dove c'è la macchina del fax, dove l'alletto, credo ci fosse già anche Stefano Laporta, e l'alletto mi ha detto che non stava riuscendo a inviarlo. Non partiva il C'erano fax? problemi, sì, che però non si sapeva se erano sulla linea telefonica o insomma relativi al macchinario, quindi Sì. io ho detto proviamo dal telefono a telefonare. Non so, io poi di queste cose non me ne intendo, quindi non so se avesse senso il tentativo. Comunque abbiamo fatto un tentativo dal telefono, non sul fax, Sì. insomma, di formulare il numero di questo professore, e non ha risposto nessuno. Quindi finiti questi tentativi cosa succede? Finiti questi tentativi Restate nella... usciamo. No, Mi scusi, usciamo. la stanza dove c'era il fax sarebbe, giusto per orientarmi io, la cosiddetta stanza numero 4? Io non l'ho mai chiamata stanza numero Vabbè. 4. D'accordo. Abbiamo fatto le fotografie venerdì scorso. Mi pare che c'ero io. Dopodiché, visto che non si riusciva, io ho detto all'alletto faccio una fotocopia e la porto a casa io, e provo a spedirla dal fax dello studio di mio padre. E sono andata, quindi sono tornata verso la stanza delle segretarie, dove c'è l'unica, non so se è l'unica, comunque la fotocopiatrice che si usava in quel periodo. Sta sì, quello è effettivamente un disimpegno, insomma. In quello spazio di fronte, prima di accedere, almeno stava. Io non ho più frequentato l'istituto in sostanza da allora, insomma dal maggio scorso. Stava lì, prima di accedere alla stanza segretaria, quindi non ricordo se ho preso la copia dell'alletto, non mi pare, insomma, sono andata nella stanza segretarie e... C'era ancora la Avitabile quando lei è tornata adesso? No, l'Avitabile l'avevo salutata. Nella prima occasione. Sì. Mentre facevo la fotocopia, quindi stavo alla macchina di fotocopiatrice, Laurilli parlava al telefono e io insomma, dal tono, insomma, ho capito che doveva essere un assistente, era chiaramente un assistente, anzi, col quale parlava. Stava facendo un giro di telefonate degli assistenti del professor Romano, credo, specificamente proprio rispetto a questo convegno di Teramo, per chiedere sollecità. In quel giorno, praticamente, a quello che ho capito, la maggior parte di questi assistenti era a Teramo? Era a Teramo, per seguire o il in convegno. viaggio per Teramo. Quindi non c'erano in istituto? No. Da qualcosa, insomma, ho pensato che potesse essere Paolo Fiorini, allora ho chiesto a Laurilli chi è, con chi sta parlando. E lei mi ha detto col dottor Fiorini e io ho detto me lo passi. Quindi ho parlato abbastanza, insomma, col dottor Fiorini. Un po' del convegno, mi ha detto leggimi il programma, lì c'era un programma.
Io gliel'ho letto e poi ho parlato di un seminario che io avevo tenuto il giorno prima all'Università Gregoriana, insomma abbiamo un po', eravamo amici, insomma abbiamo parlato anche del più del meno, un po' scherzato, e dopodiché l'ho salutato e ho abbassato. Gli ha chiesto se anche lui andasse a Teramo? Sì, gli ho chiesto, mi ha detto che comunque avrebbe passato il weekend nelle Marche, insomma, che ci sarebbe andato Approfittando di questa... visto che si trovava. Sì, poi forse ho scambiato anche qualche altra parola con la dottoressa Castiglia e in ogni caso dopo sono andata verso l'aula 6. Mi scusi un attimo, allora in quel momento in segreteria c'è solo Maria Aurilli, Sì. se non ho capito male. In sala laureandi c'è Irene Castiglia, Sì. poi c'è lei naturalmente. Il professor Romano è tornato dall'altra parte dell'edificio per continuare la sua seconda ora e quindi lei diceva esce dalla Per segreteria. continuare La sua seconda ora di colloqui con gli studenti, che aveva 2 ore di colloqui. Quindi lei esce dalla segreteria, mi diceva, per andare? Per andare verso l'aula 6, quindi vado lungo il corridoio e sì, avevo parlato di Teramo, cioè la cosa era, il professore me l'aveva ripetuto talmente tante volte, il lunedì precedente ero andata a Catania dalla mattina alla sera, c'erano scioperi di treni, scioperi di aerei, quindi era stato molto ugualmente, perché Romano teneva una relazione ad un incontro. Quando un professore, diciamo, all'università ti dice che sarebbe buona cosa se tu fossi presente, cioè il massimo che possa dire, insomma, quindi c'era ancora una decisione, un minimo, tant'è vero che andata via dall'università sono passata all'agenzia di viaggi per chiedere i collegamenti con Teramo, questo dopo, voglio dire che la decisione non era perfettamente presa, diciamo, di rimanere a Roma. Quindi in quel momento lei era particolarmente perplessa su questa situazione di coesistenza? Siccome era stata mia madre a dirmi papà mi ha detto che sarebbe felice se tu ci fossi, credo che fosse questa la motivazione per fare quel tentativo di telefonata a mia madre, perché poi io mi sono chiesta e mi ricordo che la motivazione era questa, diciamo, di chiedere conferma sul fatto, su quanto ci tenesse mio padre. Quindi io vado nell'aula 6 per fare questo tentativo. Per lei era, a quello che ho capito, particolarmente importante sia il convegno di Teramo, quindi sia questo convegno organizzato da suo padre? Sì, si può dire di sì. Quindi aveva in questo momento questa preoccupazione da dirimere, diciamo così, dal punto di vista della sua... Questa era una preoccupazione di quel giorno. Quindi va nell'aula 6 per parlare con sua madre, diceva? Sì, faccio un tentativo, chiamo questo numero, che è un numero riservato, insomma, sì. Quindi è il numero di casa dei miei. E non risponde nessuno. Cosa strana, quindi devo perché di solito ci sono poi comunque donne di servizio, e devo aver fatto squillare molto il telefono. Insomma, entrando, il mio problema era telefonare, sì. Quindi entrando io sono entrata e per un attimo ho avuto lo sguardo più o meno in asse, sì. Quindi uno sguardo dritto verso la finestra più a destra, e poi subito mi sono voltata verso il telefono che è sulla sinistra, e per telefonare bisogna avere lo sguardo rivolto al muro, insomma. Quindi dare le spalle? Dare le spalle all'aula, perché il telefono è messo di contro al muro, e quindi si dovrebbe prendere in mano, allungare il filo e voltarsi verso l'aula. Insomma, non c'era motivo praticamente. No, di farlo, nessuno l'ha mai fatto, insomma. Quindi lei entrando? L'istantaneità, diciamo, cioè il fatto che io entrassi per telefonare e quindi avessi un movimento che corrisponde a voltarsi verso il telefono, insomma.
che è messo in quella posizione. Il fatto che sia stato un movimento abbastanza veloce, insomma, questo ha comportato delle grosse difficoltà poi a ricordarsi. Vabbè, quindi entrando lei che cosa vede, diciamo, come primo flash, diciamo così? Io vedo una persona che corrisponde a Salvatore Ferraro sull'asse, e questo me lo ricordo, l'identità e il viso, io l'ho ricordato qualche giorno dopo il primo interrogatorio, e cioè il sabato mattina. Ho avuto il lampo con il viso, diciamo. Era una presenza normale quella di Ferraro in quella stanza? Ferraro frequentava l'istituto praticamente tutti i giorni, abita molto vicino all'università e era assolutamente normale, insomma. Frequentava l'istituto e quella stanza anche? Sì, quella è la sala assistenti. E quindi è normale che ci stiano assistenti. E poi voltandomi verso il telefono ho invece notato presenze più spostate verso il centro della stanza. Corrispondenti che il movimento corrispondenti a Liparota un po' più sulla destra e a Gabriele Alletto un po' più sulla sinistra. Per destra e sinistra? Vicini. Però. Sì, per destra e sinistra lei intende Rispetto quindi, quindi di Liparota un po' più spostato, diciamo, verso la finestra, per intenderci. Sì. E invece la signora Alletto un po' più spostata verso il centro della stanza. Lei parla di finestra, ce ne sono due di finestre, allora è bene che precissi. Lei, dottoressa, lei prima ha detto che entrando aveva lo sguardo in asse verso la finestra che era di fronte a lei entrando. Sì. Quindi rispetto alle due finestre che sono nell'aula 6, stiamo parlando in questo momento, per chi entra, della finestra di destra, se non ho capito male. Della finestra di destra, sì. La porta è spostata comunque in asse rispetto a quella finestra lì. Cioè l'asse corrisponde a quella finestra lì. La presenza, stavamo dicendo prima, che la presenza di Ferraro, dell'imputato Ferraro in quella stanza era un fatto normale e quindi lo era anche per lei. Quella invece di Gabriele Alletto e di Liparota? No, cioè non in quei termini di una presenza ferma cioè di uno che un po' contratta, cioè di persone che non stanno facendo niente, cioè non hanno un'attività, non stanno svolgendo un'azione, insomma. Cioè loro sostanzialmente se entravano in quella stanza entravano per fare una cosa e uscirne. Sì, ma poi l'Alletto per lo più, insomma, chiedeva se c'era, cioè cercava persone o che ne so, e più o meno rimaneva sulla porta spesso, insomma. Sì. Liparota entrava e usciva, ma insomma armeggiava con gli armadi e prendeva libri. Comunque era... Sì, io non ho voluto fermarci l'attenzione anche perché stavo facendo altro, però sì, erano due presenze insomma in mezzo a una stanza e che non stanno facendo niente, vicine una all'altra, insomma sì. Le ho ricordate per prime, insomma. Cioè questo quindi è il motivo per il quale le ha ricordate per prima? Sì. Per il fatto inusuale che stessero... Ho capito. Ed è anche questo il motivo per il quale non ha ricordato subito la presenza dell'imputato Ferraro, se non ho capito male. Cioè sì. Perché la sua presenza invece era usuale rispetto a quell'ambiente. Se vogliamo sintetizzare, però in realtà... la realtà, essendo più complessa, in realtà, cioè ricostruire un ricordo è, specie trovandosi all'interno, insomma, di un'indagine per omicidio, cioè non è, c'è una grossa fatica, insomma, perché ricostruire la memoria non ha niente, cioè non ha niente di descrittivo proprio. Proprio perché uno si deve ricordare, quindi è tutta una ricostruzione e la ricostruzione è sotto la tua responsabilità,
e io la responsabilità l'ho sentita da subito in maniera fortissima, e un elemento in più, mettere un elemento in più in una ricostruzione. Voleva essere assolutamente certa prima di No, il metterci. fatto che ho sentito da subito come assolutamente grave, insomma, da evitare, quindi c'era proprio come un freno, insomma, un freno a mano tirato proprio dentro di me, quindi è stato tutto estremamente faticoso e graduale, sì. Ferraro me lo sono ricordato in un lampo il sabato mattina. Chiariamo per la Corte, la sua deposizione in questura terminò il giovedì mattina. Mercoledì Cominciò mercoledì pomeriggio e finì giovedì mattina. Sì. Quindi praticamente rispetto a quando lei andò via dalla questura, un giorno e mezzo dopo sostanzialmente. Sì. Lei ricorda se entrando in quella stanza, lei come abbiamo detto stava pensando di fare questa telefonata, stava cercando di capire di se stessa cosa farne, se mandare lei stessa a Teramo o mandare lei stessa al CNEL. Quindi pensava ad altro ovviamente. Ricorda se entrando in questa stanza, dicevo, fu colpita, oltre che da questa presenza inusuale della signora a letto e dell'imputato di Parota, anche di una qualche cosa di in più, dal punto di vista dell'atmosfera, cioè una sensazione, se lei ricevette o meno qualche sensazione particolare? Sì. Una percezione particolare, una percezione. Sì. C'era come un'aria trattenuta, cioè c'era come una tensione trattenuta, niente di... Non ho visto mani nei capelli, non ho visto nessun gesto in realtà da cui si potesse derivare tensione espressa, insomma. C'era proprio come un'aria di gelo, insomma, una tensione trattenuta. Sostanzialmente... Questo però, guardi, questo veramente... comunque rimanendo la mia attenzione alle cose che dovevo fare, quindi anche questo, infatti. cioè io quel mercoledì in questura non ricordavo di aver fatto questo tentativo di telefonata, quindi è stata percezione, nel senso che l'ho registrato con una parte pure di attenzione, ma non la principale, se no avrei chiesto, insomma, ma Che che sta avete... succedendo? Quindi lei percepisce questa situazione, vede queste persone ferme, diciamo, naturalmente si tratta di frazioni di secondo, immobili in questa... e poi fa questa telefonata, o per meglio dire questo tentativo di telefonata, se non ho capito male, perché la telefonata poi in quanto tale, cioè conversazione, Sì. se non ho capito male, non avvenne poi. No. Quindi lei tentò più volte, fece suonare più volte questo telefono? Sì. In questo momento lei, se non ho capito male dalla descrizione che ha fatto prima, lei sta dando le spalle a tutto il resto della stanza. Assolutamente, non c'è... E si trova dunque, possibilità di non dare. si trova con la sua sinistra in corrispondenza della porta di uscita. La porta ha una chiusura automatica, nel senso per entrare e per uscire. Quando lei è entrata la porta era aperta, quando lei è entrata era chiusa. Quindi l'ha dovuta aprire e si è richiusa. Diceva lei è pesante. È pesante, scatta, cioè, insomma, se la si lascia si riaccompagna verso la... Se lei se lo ricorda, naturalmente, non è obbligatorio che lei se lo ricordi, se lei se lo ricorda, per entrare, cioè per aprire la porta ed entrare in questa stanza 6, che gesto bisogna fare con la maniglia? Bisognava fare? Si deve abbassare. C'era una maniglia, lei dice, c'era una maniglia che si doveva abbassare. Sì. Sì, per la Corte che si è recata sul posto, siccome poi a richiesta del pubblico ministero è stata fatta anche una fotografia dell'esterno della porta, la maniglia non c'è più, come la Corte ha potuto notare. Infatti. È stato già detto anche in altre udienze che c'è stata la sostituzione della maniglia con un'altra
Con una maniglia fissa. Con un altro aggeggio. Sì. Quindi, allora, dottoressa, mentre lei sta facendo questi tentativi di mettersi in contatto con la sua famiglia, sta dando le spalle, abbiamo detto, all'Aula. Che cos'altro succede, se lei se lo ricorda? Succede che dietro non sentivo parlare ad alta voce, però ci sono stati una manciata di secondi, adesso non saprei quantificare, in cui credo di aver sentito parlottare, cioè parlare a voce bassissima, ecco. E poi, e questa è la prima cosa che mi è tornata in mente, mi è passato accanto una persona che mi dice ciao Chiara, molto, molto velocemente, insomma, al quale io non credo di aver neanche risposto, e esce. Questo... No, non ho capito, questa persona ha salutato? Sì, ha detto ciao Chiara, a voce molto bassa, insomma, e io non ho risposto, non credo di aver neanche detto ciao, ho detto ciao, non so, stavo lì, insomma, concentrata negli squilli. E questo me lo sono ricordato, cioè ho avvertito una tensione, Sì. mentre questa persona passava, ovviamente assolutamente non di faccia, come... Sì, lei era di faccia rispetto al muro. Sì, no, quindi... siccome i giornali e i telegiornali... Non si preoccupi dei giornali. Quindi... No, insomma, è stata ritratta questa immagine per mesi, allora specifico che non è passato di faccia, è passato da dietro, e io stavo di spalle, non ci siamo né guardati né toccati. Quindi Pubblico ministero, parla di una persona, sarebbe opportuno chiedere se si trattava di un uomo o di una donna? No, di se un la uomo. voce era di un uomo o di una donna? Di un uomo, Presidente. Normalmente lei ha detto all'inizio della sua deposizione che, perlomeno secondo il suo ricordo, in quel momento, il suo ricordo di quel momento, in questa stanza c'erano l'imputato Ferraro a letto e Liparota. Poi questa persona X, voce maschile, esce mentre lei sta facendo squillare ripetutamente il telefono, chiedendosi perché mai nessuno risponda, Sì, dato che c'è anche una servitù in casa, e le dice ciao Chiara. Dico, cosa ha detto? Dico, lei immagino io che sta pensando perché qua nessuno risponde, ci sono anche le cameriere, com'è Ecco, che sì, sì. Quindi era... No, non è che immagina, l'ha detto alla testa. Sì. Sì. No, dicevo, stavo immaginando, lei immaginava di darsi una risposta a questi mancati, a questi squilli a vuoto, diciamo. Quindi questa voce maschile le dice ciao Chiara. Allora abbiamo detto che quando lei è entrato ci sono Ferraro, Liparota e a letto, quindi 2 uomini e una donna. La voce che le dice ciao Chiara è una voce indubbiamente maschile, come lei ha detto. Domanda, Liparota le dava del tu? No. Le dà del lei, del voi? Quindi non avrebbe detto ciao Chiara. No. La voce abbiamo detto che era maschile Sì. e quindi non poteva essere a letto. No. Vabbè. Finito questo suo tentativo di cercare di parlare appunto con sua madre, Sì. che altro succede? Lei resta nella stanza, va No, via? No, riattacco il telefono e esco dalla porta, quindi do sempre le spalle alla stanza. E va via. Sì. E dove va? Prendo verso destra, Per andare dove? per andare verso la stanza delle segretarie. Mhm. E ci arriva nella stanza delle segretarie? Ci arrivo, sì. E cosa fa? E chiedo se l'Espresso, cioè se si stanno occupando di questa vicenda. Si continuava a parlare del fax, in sostanza. Vado verso la stanza segretarie e sì, mi pare di aver chiesto se poi il fax era stato mandato. Mi se scusi, si stava- ha chiesto a chi? C'era Laurilli. Mi pare Sola? ci fosse Laurilli.
Sì. Che ha visto anche Basciu? Basciu l'ho visto, non mi ricordo se in quella stanza in quel momento. Cioè non si ricorda se l'ha visto nella segreteria in questo momento di cui Sì. stiamo parlando adesso? Sì. Anche Basciu era al corrente del guasto, diciamo. L'abbiamo messo al corrente poco più tardi, insomma nei minuti successivi, Sì. diciamo, di lì a una decina di minuti si continuava a parlare di questo guasto al fax. In un momento gli abbiamo parlato, io, Lalletto e Basciu parlavamo di questo guasto al fax. Io vado verso destra, di questo sono sicura, verso la stanza segretarie e poi torno, ripercorro il corridoio e entro nella sala fax, cioè nella sala dove c'è la macchina. Rientra nella sala fax, perché c'era già stata all'inizio. Sì. E in questa sala dove c'è il fax? In questa sala dove c'è il fax vedo Gabriella Lalletto assolutamente piegata su se stessa, cioè accovacciata. Sì. E c'è anche Liparota e sta invece in piedi più sulla sinistra, proprio. Lei sta accovacciata tra il fax e un ingombro visivo che poi nel sopralluogo abbiamo visto essere uno schedario, insomma io dapprima l'avevo indicato come la fotocopiatrice perché prima c'era la fotocopiatrice, insomma tra questi due ingombri lei sta accovacciata su se stessa e siccome lì effettivamente ci sono i fili del fax, io gli chiedo, appena entro dico ma che fai? E lei subito si alza e dice no, controllavo un attimo i fili. Cioè, a me è sembrato plausibile, però un po' strano, ecco, un po' strano. Anche per averli rivisti in questa, perché poi lei si alza e si dicono per un attimo qualcosa assolutamente tra di loro, cioè bisbigliano, insomma, Lalletto e Liparota. Quindi non un parlare con uno spazio in mezzo tra i corpi, insomma, avvicinano le teste e dicono qualcosa, ecco. Io sono andata via dall'università e non ho saputo né dopo quell'ingresso suo nella stanza dove c'era il fax, lei che altro fa? Liparota esce, Sì? Appena si bisbigliano questa cosa Liparota esce, io mi fermo qualche minuto. Lalletto appariva un po' tesa, però non anche qui una tensione assolutamente controllata, cioè non Visibile. sì, non è che si tormentasse le Sì, mani sì. e mi dice qualcosa proprio appoggiandosi a questo archivio, cioè, mi tiene molto come se mi marcasse, ecco. Ricorda che cosa le dice? Io gli ho ripetuto che avrei mandato il fax dallo studio di mio padre. Sì, non ricordo con precisione. Cioè, comunque l'argomento era sempre questa mancata trasmissione di fax e così via. Poi lei è andata via? Cioè è uscita da questa stanza? Io ho fatto la telefonata a mio padre, la telefonata di cui mi sono ricordata subito e per la quale è stato poi Quindi è ritornata nell'aula 6? il tabulato Telecom, quindi sono tornata nell'aula 6 ed era vuota. Ho fatto questa telefonata a mio padre in cui si parlava del convegno, io gli ho detto che insomma sì, pensavo che sarei stata presente. È stata una telefonata? Ci siamo dati un appuntamento per pranzo. Durante il corso di questa telefonata qualcuno è entrato o è uscito dalla stanza? Non mi pare. Lei stando vicino alla porta, se qualcuno fosse entrato l'avrebbe visto, questa volta l'avrebbe avuto di faccia effettivamente. Sì. E non è entrato nessuno. No. Quindi la stanza vuota era e vuota è rimasta. Sì o no? Sì o no?
Sì. Sì, perché altrimenti non si sente la sua Sì. voce. Siccome è solo registrato, se lei fa solo un cenno, il cenno non viene nel microfono. Quindi, a quello che ho potuto capire, in effetti, tranne la Avitabile che lei vede all'inizio come assistenti quel giorno in istituto, non doveva esserci nessuno, perché c'era questo convegno a Teramo, al quale il professore Romano teneva in modo Gli assistenti particolare. di Romano erano impegnati nel convegno a Teramo, gli assistenti di Carcaterra hanno altri orari, nel senso come orari di ricevimento. Hanno il pomeriggio, mi pare, del lunedì, martedì e mercoledì o qualcosa del genere. Sono presenti in istituto di pomeriggio. Intendo la Sagnotti. La Ecco, appunto, elenchi allora gli assistenti dell'uno o dell'altro professore. Se le ricordi i nomi? Ai nomi? Sì. Lei parlava degli assistenti del professor Romano. Chi erano? Sì. Gli assistenti del professor Romano erano o sono la dottoressa Avitabile, il dottor Savarese, il dottor Punzi, la dottoressa Falcioni, il dottor Napoli e poi la dottoressa Di Meo era appena entrata, in sostanza aveva vinto il dottorato un mese prima, non mi ricordo, 6 mesi prima rispetto al maggio 97, non mi ricordo il mese, comunque era appena entrata in istituto. Il dottor Fiorini, io lo ero, ecco. Ecco, poi gli assistenti del professor Carcaterra. Gli assistenti del professor Intervengo Carcaterra, io, pubblico ministero, così la risposta è esauriente e non si ritorna più sull'argomento. c'è anche il dottor Zacco che si considerava, insomma, doveva ancora essere piazzato, ecco, se lo giocavano tra il professor Romano e il professor De Santis. C'era stata un po' una cessione. Poi del professor Carcaterra, dottor Ferraro, dottor Scattone, la dottoressa Sagnotti e la dottoressa Ferragamo, che ricordi io, ne sono apparsi altri, ma sono stati per pochi mesi. Sì. Insomma. E rimane il terzo professore. Il terzo professore è De Santis, che però aveva ancora impegni a Napoli accademici, quindi ruotava tra Napoli, insomma faceva la spola tra Napoli e Roma e faceva spesso venire assistenti da Napoli per fare gli esami a Roma. Sì. Noi tutti tenevano esami con tutti e tre i professori. E poi ci sono altri assistenti più anziani, alcuni dei quali ricercatori, che più o meno ruotavano, cioè erano stati assistenti del professor Cotta e quindi Roberto Righi, mi sfuggono anche i nomi adesso. Altre domande? Lei poi è andata via, abbiamo detto, cioè dopo aver avuto questo, chiamiamolo incontro così, a letto nella sala fax. Dopo la telefonata, Dopo la telefonata faccio con suo padre? la telefonata al mio padre e poi qualche altro minuto in giro per l'istituto. Durante questi ultimi minuti ricordo la presenza di Basciu e ricordo di aver quindi continuato a parlare un minimo di questo fax e poi sono andata via. Quindi in questa parte finale, diciamo così, di sua permanenza nell'istituto, abbiamo detto che nella sala assistenti non c'era nessuno, c'era solo lei che fa questa telefonata. Nella segreteria c'era Laurilli, nella sala fax, per intenderci, c'erano Alletto e Liparota, il quale poi è uscito subito dopo, e poi Basciu che ha visto nel corridoio, se non ho capito male. Ha rivisto Romano? No. Avitabile era già andata via, quindi non c'era nessun altro in istituto. È andata via anche lei? Sì. Ricorda a che ora è andata via? Qualche minuto prima di mezzogiorno, credo. E io non ho l'orologio, cioè sugli orari non... Però lei mi disse che questo Cioè orario... sui minuti, ecco. No, questo orario, diciamo, di uscita
che lei controllò, lo controllò come? Lei ha detto non ha orologio, ha detto è andato via grosso modo verso mezzogiorno, come fa allora a sapere che era? Lo derivo dal fatto che quando sono entrata in macchina ho l'orologio in macchina e segnava, mi pare, le 12:07, mi pare di ricordare, ecco, sembra strano. No, la macchina rispetto all'istituto, dove stava parcheggiata? La macchina io la lascio parcheggiata ad un parcheggiatore che sta in via, mi pare si chiami via Frentani. Quindi è una via che una via parte esterna? dal CNR, sì, è esterna. Esterna rispetto al perimetro universitario? Io sono uscita dall'ingresso principale, ho fatto le scale, ho attraversato tutto il viale, insomma, dalla Minerva a Piazzale Aldo Moro e poi quegli altri metri per andare in via Frentani, poi si paga al parcheggiatore, ho ripreso le chiavi e sono entrata in macchina. Grosso modo a piedi questo percorso quanto tempo prende? Qualcosa più di 5 minuti. 5 minuti. Quindi diciamo che lei Qualcosa di più, non lo so. si potrebbe dire che quei 7 minuti delle 12:07 che lei ricorda, quei 7 minuti siano stati presi dal tragitto? Io direi sì. Quindi possiamo dire che verso mezzogiorno grosso modo è andata via dall'istituto. Sì. Quando è uscita dall'istituto si è accorta di qualcosa che fosse successo lì nei pressi? No, assolutamente. No, ha sentito sirene di ambulanze, ha sentito No. gente che gridasse, ha visto una calca di persone? No. Lei per andare via ha attraversato la luce della strada, di quella stradina diciamo, dove nel frattempo era stata colpita Marta Russo? Ha detto che è scesa per le scale principali della facoltà di giurisprudenza? Sì. Così ha detto? Sì. Comunque la domanda allora è ammessi in questi termini. Ha avuto modo lei quella mattinata, verso quell'ora, di percorrere la strada dove cadde ferita mortalmente Marta Russo? No. Ecco. Io anzi, il luogo era stato recintato per i tanti fiori, c'erano tanti fiori e li ho visti il sabato successivo, non il giorno dopo, più di una settimana dopo. Bene. Cioè non il sabato? No, il giorno 10. dopo non sono andata all'università. 8 giorni dopo. Me li ha indicati Laura Cappelli, che è una segretaria. Non avevo visto i fiori. Quindi lei torna in istituto, abbiamo detto, esattamente 8 giorni dopo il 9 di maggio. E poi continua naturalmente a frequentare l'istituto? No. Sono andata in istituto lunedì 12, c'era un incontro con il professor Conte che viene da Pavia, e c'era il professor Caccaterra, poi sono andata, ho sentito per telefono l'Alletto mercoledì, mi ricordo, e anche il professor Romano mercoledì. Gli ho detto che non sarei potuta andare alla laurea di Irene Castiglia. All'Alletto ho detto che avevo spedito il fax, lei mi ha detto, ha sentito, insomma mi ha parlato del fatto di Marta. Il mercoledì credo ci fosse, il mercoledì c'era la manifestazione, credo. Ha letto, parlando di questo fatto, che cosa ha detto? Cioè, il mercoledì, mi scusi, è stata la prima volta in cui lei con qualcuno in istituto ha parlato di quello che era successo il venerdì precedente? Mi pare ci fossero stati avesse preso l'argomento Fiorini il lunedì già. Lei personalmente quando ha saputo di questo fatto? Io l'ho saputo il venerdì sera, me lo disse mio padre, eravamo a una cena con tutti i professori del convegno durante la cena. Tra l'altro io ero, mi pare, ero in Aula 2, ero in Aula 2 e il professor Conte, che era il
ero un po' triste perché mi avevano detto che era in fin di vita una professoressa di diritto civile che avevo conosciuto, quindi ero presa da questa cosa e lui, mi ricordo, mi stavo prendendo da mangiare a un tavolo e mio padre si avvicinò e ha detto: ma hai saputo che hanno sparato a una studentessa all'università? Io ho detto no, non lo sapevo. Ho detto che non lo sapevo. Mi ha detto hanno sparato, non mi ha detto... Generico. Come? Un termine generico, dico come. Quindi lei, quando torna il lunedì in istituto, ha soltanto questa notizia data da suo padre, o nel frattempo ha sentito radio, televisione, letto giornali? No. Io non ho letto nulla su Marta. Non ha letto nulla, nel senso che non ha letto giornali in quei 2 giorni? In quei 2 giorni, fino al 21 maggio, io non avevo letto. Mi sembrava una cosa troppo grossa, ecco, che si sparasse all'università. Mi sembrava troppo grossa e preferisco non commentarle io cose incommentabili, insomma, e non avevo saputo della donazione di organi, non so chi mi aveva colpito questa cosa. Mi aveva colpito l'idea che fossero stati donati gli organi. Poi anche avevo visto un'immagine al telegiornale, avevo visto la famiglia e mi erano sembrati incredibilmente dignitosi. Queste 2 riflessioni avevo fatto, però non avevo letto questioni di cronaca. In istituto, quindi, dal lunedì in poi avete scambiato, o lei personalmente ha scambiato impressioni, commenti con qualcuno? Con chi? Fiorini mi tirava spessissimo fuori l'argomento, spesso, insomma, parlando mi chiedeva: ma tu c'eri, allora hai visto qualcosa, hai sentito qualcosa? Me l'ha chiesto spesso. Le ha detto qualche altra cosa in proposito, quando poi nel frattempo naturalmente erano cominciate le indagini? Mi disse che assai pare, mi ha detto Ferraro, pare che Mancini abbia le armi, non so se sia appassionato di armi. Questa notizia lei l'aveva ricevuta da Fiorini prima della sua deposizione, quella che cominciò il famoso 21 maggio? Sì. E poi l'ha letto, tirava fuori. Ecco, io l'ha letto, l'ho vista, mi disse: ma ha sentito di quella ragazza che è morta? Me lo disse il venerdì, cioè una settimana dopo. Io gli dissi: ma come un'altra? Perché era una settimana dopo. Effettivamente Marta non è morta subito. Sì. Cioè, vabbè, questa è una deduzione mia, ma insomma evidentemente l'ha letto, invece aveva letto giornali, cioè aveva seguito l'evoluzione della cosa, insomma, perché ha saputo di quella ragazza che è morta, me lo disse, me lo ricordo, il venerdì. Io avevo esami ecco, io sono andata ancora in istituto lunedì 12, giovedì, venerdì e sabato, giovedì no, lunedì, venerdì e sabato e il lunedì successivo, questi giorni sicuramente. Si trovò a parlare in questi giorni con il professore Romano? Sì. Di questa vicenda, dico. Sì, cioè io ho colto qualche brano di conversazione, sì, anche con me direttamente, e poi ho colto brani di conversazione, per esempio col dottor Punzi dicevano, perché poi non potranno mai ricostruire la traiettoria, perché il proiettile si è frantumato, dissero, in 11 pezzi, non so. E più volte sentì la frase "non hanno niente",
e poi mi telefonò la sera prima del mio primo interrogatorio, cioè il 20 sera. Telefonò perché? In un orario che a me sembrò anche tardo, tant'è vero che poi chiamai mia madre per dirle mi ha fatto una strana telefonata con uno strano tono, scusate, questi sono commenti però, cioè io lo dissi a mia madre. E lui disse: la chiamo perché vengono in istituto, adesso stanno girando l'istituto, poi non so se lei ha letto l'Unità, la cronaca dell'Unità. Io gli dissi no, non l'ho letta. No, perché hanno scritto che io non volevo dare le chiavi, che ho fatto resistenza a dare le chiavi, ma non è assolutamente vero. Questi poi le indagini non le sanno fare perché io avrei chiuso subito tutto. Insomma, mi è sembrato che non le sanno fare perché? Io avrei chiuso subito tutto a chiave il giorno stesso, disse cose del genere, disse credo che chiameranno Irene Castiglia, che però, mi chiese intanto come prima cosa: lei come sta, Chiara? Con un tono che io giudicai diverso dal solito. Io dissi bene. Scusi, ma le capitava spesso che il professor Romano di sera la chiamasse a casa per sapere come sta? Non era mai capitato. E disse: lei ha visto niente o ha sentito niente? Io dissi no, assolutamente. Perché anche la Castiglia, che stava lì proprio con la finestra aperta, per giunta, Chiara, queste sono parole non ha visto niente e né ha sentito niente. E poi sa, se queste persone poi chiamano e vogliono interrogare, certo non potranno andare oltre i limiti delle sensibilità personali, disse. Lo riferiva alla Castiglia, cioè mi chiese di chiamare la Castiglia per dirle di stare tranquilla, però io, siccome più volte mi aveva fatto commenti sul carattere della Castiglia come un carattere assolutamente glaciale, io lo sentii come una cosa riferita, non lo so, riferita a me, cioè come dire non possono andare oltre, non lo so, era una telefonata strana, ecco, la notai come una telefonata strana, tant'è vero che non ne feci cenno subito agli inquirenti quando mi chiesero, proprio perché c'era una buona porzione di deduzione mia, diciamo, però ecco, è uno dei momenti in cui ho parlato di questa vicenda col professor Romano ed è precedente al 21, è la sera prima. Poi ha riparlato di nuovo con il professor Romano lei? Io non. Lei o qualcuno della sua famiglia? Sì. Dopo la sua deposizione in questura, quella sì. Prima con la Digos, poi con me, ha parlato di nuovo con il professor Romano, lei o qualcuno della sua famiglia, subito dopo questa deposizione? Io tornai a casa credo verso le 5:30, non so, di mattina, e sono stata qualche tempo a piangere, insomma, con mia madre. Ricordavo varie cose, insomma, iniziavo un po' a ricordare frasi strane, anche frasi del professor Romano, insomma. E dopodiché ci siamo veramente un po' trascinate a letto, ho dormito insieme a mia madre nel letto matrimoniale per un paio d'ore, dopodiché sono andata a casa mia insieme a mia madre e credo verso le 8:30, non so, e lì ho ricevuto in serie 3 telefonate dall'istituto, una prima telefonata dell'alletto con una voce, insomma, molto. Io ho risposto seccamente, chiedeva se sarei andata agli esami del professor Romano quel pomeriggio, era giovedì. Io mi pare avessi già detto di sì, in sostanza, che sarei andata, me l'avevano già chiesto nei giorni precedenti. Ho risposto molto seccamente, ho detto no, e
se ci sarà da giustificarsi, perché sono stata varie ore in questura, ero secca, insomma, io il nome dell'alletto l'avevo già fatto agli inquirenti e lei continua a dire, insomma, balbettava un po', e io gli ho detto no, non vengo, e se ci sarà da giustificarsi lo farò col professor Romano. Il professor Romano mi ha richiamato un minuto dopo, insomma. Però non ha parlato con me, ha parlato con mia madre, c'era mia madre, mi aveva accompagnato. Mi ha iniziato a dire ma sono pazzi, insomma, questi sono pazzi, così mi ha riferito mia madre. E lei ha detto no, Bruno. No, questi sono pazzi, a chi si riferiva? Agli inquirenti. E mia madre ha detto ma come fai a dire una cosa del genere, cioè è morta una ragazza, che vuol dire questi sono pazzi, cioè, i pazzi sono quelli che portano le armi all'università. Questo sicuramente l'ha detto alla figlia del professor Romano, che mi ha poi cercato nel pomeriggio. Non so se questa frase la disse anche a Romano lì per lì. Comunque lui voleva parlare con me e quindi mi chiamò e me lo passò. Era caduta la linea, mi pare, quindi ha richiamato una terza volta e mi ha detto lei viene in istituto, Chiara, comunque. Io gli ho detto no, ho già detto all'alletto che non vengo a fare esami perché sono stanca e vorrei dormire. E lui ha ripetuto 2 o 3 volte no, ma è bene che lei passi in istituto almeno stamattina. Beh, io a quel punto sono stata secca e lui disse con una voce piuttosto alterata ma lei non capisce, io ho una responsabilità d'ufficio. Io gli dissi è stata uccisa una ragazza e ci sono responsabilità penali in ballo, la sua responsabilità d'ufficio mi sembra un problema secondario. E poi attaccai, anzi ho avuto un avviso di chiamata, ho risposto all'avviso di chiamata e poi credo avesse attaccato lui, cioè quando poi ho ripreso la linea o c'erano problemi o è cascata la linea, non so. Questo come una prima volta, poi ha chiamato 2 volte la figlia nel pomeriggio, sempre di giovedì, poi ha chiamato la sera, sempre sul tardi, ha parlato con mio padre, gli disse che mi doveva assolutamente parlare. Capitava spesso che Gabriella Alletto telefonasse a casa sua per sapere se lei andava in istituto? Poteva capitare, sì, che facesse un giro di telefonate per chiedere chi sarebbe andato a fare esami, chi poteva essere presente agli esami. Io ripeto, credo che avessi già dato la mia risposta affermativa rispetto agli esami, comunque non capitava mai in quell'orario. E comunque loro istituto già sapevano, perlomeno siccome eravate rimasti, in istituto non già capitava. sapevano che lei sarebbe andata agli esami? Sì. Quindi non sì. ci sarebbe stato motivo di chiamare per sapere per avere un'ulteriore conferma? Sì. Questo che vuole dire, ho capito. Comunque non in quell'orario, cioè era presto, fino alle 9:30 di solito in istituto non metteva. Non c'è nessuno. Nei giorni in cui lei ha avuto modo di parlare con l'Alletto, oltre quella frase che ha detto prima, ha visto è morta una ragazza, eccetera, l'Alletto ha avuto modo di dirle, di farle qualche commento su quel giorno, cioè su quella mattina di venerdì? Sì, disse, che poi si ricorda, dottoressa Lipari, lo disse di seguito, cioè nella stessa conversazione, che poi si ricorda, dottoressa Lipari, noi eravamo, proprio in quel momento eravamo insieme in sala fax, a spedire il fax. La cosa mi colpì perché non c'era nessunissimo collegamento logico tra la morte di una ragazza e il fatto di spedire insieme un fax in una stanza, e lì per lì ho pensato ma che strano, questo è quasi come se si stesse precostituendo un alibi. Mi scusi, lei ha detto
Perché la signora Letto le disse: noi proprio in quel momento stavamo nella stanza a spedire il fax. Perché disse proprio in quel momento? Avevate parlato del momento in cui era avvenuto lo sparo? Cioè sapevate già il momento in cui lo sparo era avvenuto? Io non lo sapevo. Non so se i giornali ricostruissero minuti precisi perché non li avevo letti. Infatti pensai, da notizie così, di conversazioni private nella mia famiglia, così si diceva che la cosa era che c'erano pochi punti certi, insomma, ancora in questa indagine, quindi la cosa mi colpì. E mi ricordo di aver anche pronunciato mentalmente questa parola alibi. Questa frase della Letto gliela rivolse nel corso di questo discorso che lei ha riferito, prima della sua deposizione del 21 maggio? Sì. Allora torniamo a questo bombardamento di telefonate che gli arriva giovedì nel corso della giornata da parte della Letto, Romano e i suoi familiari. Poi che altro succede? Perché lei ha detto che Romano insisteva perché lei andasse in istituto. Lei poi è andata in istituto? No, sono andata in un orario, sono andata perché chiamata dalla polizia. Il giovedì sono andata a fare il riconoscimento del computer. Il giovedì. Non ho incontrato nessuno all'istituto perché queste cose si facevano in orari. Sì. In orari fuori orario, insomma, rispetto alla. No, io intendevo infatti l'istituto nel senso nel corso dell'attività normale dell'istituto. Lei poi ci è tornata quando? Ci sono tornata il venerdì, ma non a fare attività di istituto, sono tornata con mio padre. Perché? A parlare col professor Romano. Perché con suo padre? Il giovedì sera Romano chiamò, ugualmente in un orario insomma strano, cioè credo dopo le 10. Io mi ero addormentata sul divano, ero a fianco a mio padre. Appena squillato il telefono, ovviamente, cioè dormicchiavo. Insomma. Appena squillato il telefono mi sono svegliata, insomma ero sveglia poi comunque durante la telefonata ed era Romano che disse, cioè mio padre appena mise giù il telefono mi disse, mi ha detto io sai la devo assolutamente vedere o le devo assolutamente parlare, un'espressione del genere, quindi dobbiamo proprio andare, cioè se no è assurdo che tu non ti presenti, è scortesia. Siccome io avevo ricostruito insomma strani atteggiamenti, strane frasi, ecco, io gli dissi: guarda, io di questa persona non mi fido assolutamente, non mi fido, cioè non mi va di andarci a parlare. Hanno capito il mio atteggiamento rispetto all'indagine, non so, gli dissi una frase insomma di totale sfiducia nei confronti dell'istituto. Lui mi disse: per tua garanzia, se tu non ti fidi ti accompagno io, però ci dobbiamo andare, però ti accompagno io. Siccome mio padre non aveva mai messo piede nel mio istituto, cioè non è, perché a me avrebbe dato fastidio, insomma, comunque interferenze già letteralmente, se non per attraversarlo, cioè non metteva piede, la presenza è stata assolutamente notata, insomma, questo si capiva. Quindi siamo andati venerdì mattina, e venerdì mattina io ho chiamato casa di Romano prima e ho parlato con la figlia, anzi con tutte e due le figlie. E poi l'istituto, e ho parlato con Romano. Io gli dissi, insomma, professore, allora io starei venendo, io sto venendo. Lui disse: ah, brava, insomma, proprio con un tono sollevato. E poi mi fece commenti, una serie di commenti che mi sembrarono veramente fuori luogo sulla traiettoria. Ripeté la frase, mi pare, perché poi Chiara, questi non hanno niente, e fece una serie di commenti
che giudicai proprio, vabbè, insomma. Quali sono questi commenti? Commenti sulle ricostruzioni balistiche, sul fatto che la ragazza comunque poi era in movimento, si è mossa, la testa l'ha mossa anche da terra, e quindi come fanno a dire che, quella, insomma, che la finestra è quella, cioè che c'entra l'aula 6, ecco. Era venuto fuori nella conversazione con mio padre della sera prima che c'era stato detto che era stata trovata della polvere da sparo, insomma, e che la cosa molto probabilmente riguardava l'aula 6. Mi pare fosse stato detto. Nel corso della telefonata della sera, giovedì sera, a seguito poi della quale siete andati venerdì mattina in istituto, ricorda se il professore Romano, parlando con suo padre, e quindi se suo padre te l'ha riferito naturalmente a lei, disse qualcosa a proposito di un'assenza di Liparota? Sì. Cioè? Cioè io ricostruivo le frasi di Romano dalle frasi di mio padre. E No, comunque scusi, non ho capito una cosa, ma quel venerdì suo padre e lei siete andati insieme all'università? Sì. E avete parlato insieme col professor Romano? Sì. Ecco. Scusi, E la qual è questo domanda, colloquio? la domanda era riferita alla telefonata sì. della sera prima. E io non è che avessi alzato un ricevitore da un'altra parte, quindi non Quindi sentivo le parole sapeva di soltanto Romano. quello che le diceva o che le disse suo padre. Sì, e comunque poi quando attaccò mio padre disse, perché poi pare che questo Liparota, mi ha detto Romano, insomma, che questo Liparota pare si sia assentato per 2 ore Quel famoso venerdì 9 maggio. dall'istituto il venerdì 9 maggio. Cioè sono certa che gliel'ha detto Romano, perché un secondo dopo mio padre non poteva inventare una frase del genere. Questo fatto di questa assenza, chiamiamola arbitraria per definirla così, Romano lo ripetette poi di nuovo a lei direttamente nel corso del venerdì o nel corso di altre occasioni successive? Successive no. Il venerdì, la mattina dopo, quando siamo andati con mio padre, mi pare che fu mio padre a tirare fuori la cosa perché gli era sembrata importante, non so. E disse, ma quindi pare che questo Liparota si sia assentato. E Romano, in realtà, lasciò cadere il discorso sul fatto, sull'assenza, disse solo, ma sì, ma non si sa bene perché questo entra-esce, è una persona con problemi, è una persona che non farebbe male una mosca, ma ha problemi. Insomma, sottolineò molto il fatto di una certa fragilità di Liparota. Le chiese il professor Romano o le disse se quella mattina 9 maggio, sempre naturalmente, fosse presente in istituto anche Paolo Fiorini? No, non quel giorno, me lo disse per telefono il venerdì sera. Io lo chiamai la sera stessa dell'incontro. Mi disse che poi pare, Chiara, che a quell'ora fosse presente Fiorini. Io gli dissi assolutamente no, io non l'ho visto. Lui non poteva sapere che ci avevo parlato per telefono, ma la cosa era proprio matematicamente impossibile. Si parlava di un certo orario, io ho parlato con Fiorini per telefono fino a pochi minuti prima, quindi la cosa mi urtò proprio perché lo giudicai come un tentativo. Ma scusi, disse pare che ci fosse Fiorini, sì, pare, o invece sì. disse c'era Fiorini? No, lo disse con un pare. Lo sa Chiara che pare che ci fosse anche Fiorini, come una notizia che gira ma aveva in generale un tono, come dire, di chi sta dando delle indicazioni, ecco, di chi sta dando delle indicazioni su un fatto spinoso, quindi con tutte le
le cautele. Forse sarebbe Il professor opportuno, Romano è in generale una persona estremamente cauta. sarebbe opportuno che lei riferisse il contenuto di questo colloquio di venerdì, tutto quello che lei ricorda. Di quello di venerdì mattina in Quindi, istituto. quando Sì. va all'università insieme con il padre, altrimenti vengono fuori frasi, episodi slegati e non si riesce a capire bene. Allora, noi entrammo in istituto e c'era il dottor Ferraro sulla porta della sala cataloghi e vabbè, e lo salutai. Lui disse un ciao, molto così, accennò un saluto. Il professor Romano era nel corridoio e parlava con Laura Cappelli e il dottor Bascio e ci accompagnò. A me personalmente sembrò abbastanza sorpreso dalla presenza di mio padre, infatti gli dicemmo un paio di volte che mio padre era venuto per accompagnarmi per un problema di macchine, insomma, perché la mia macchina era rimasta lì all'università dal primo interrogatorio, vabbè, cosa che non era precisamente vera, però per giustificare la presenza di mio padre. Ci fece entrare nella sua stanza, ci accompagnò nella sua stanza e io gli riferii più o meno, insomma, quello che ci furono tutti i commenti, insomma, si parlò praticamente solo di questa indagine in corso. Scusi, lei gli riferì che cosa? Gli riferì che con molta fatica alla fine mi ero ricordata queste due presenze di Liparota e dell'Alletto, che poi mi ero ricordata di una terza persona che mi passava alle spalle e mi diceva ciao Chiara, che non poteva essere Liparota perché appunto mi dà del tu, gli dissi probabilmente c'è la possibilità che sia un assistente, insomma, perché se io non me lo ricordo, una presenza lì in sala assistenti, insomma, gli feci questo ragionamento. Lui ripeté anche in presenza di mio padre una serie di commenti sulla traiettoria e sulle ricostruzioni balistiche, che noi gli abbiamo detto che c'era stato detto. In effetti durante il primo interrogatorio mi dissero che era stata trovata della polvere da sparo dall'aula 6, insomma, per questo che interrogavano tutti quelli, cioè facevano domande molto specifiche sull'aula 6, interrogavano tutti quelli, sì, in generale presenti in istituto, ma iniziarono subito a chiedermi, insomma, quando ero entrata in aula 6. E quindi parlammo di questo, poi quando io dissi dell'Alletto lui disse ma l'Alletto lì dentro non c'entrava per fare il caffè. Io dissi no, non c'è più, non mi risulta che ci sia più la macchina del caffè dentro quell'aula, c'era una macchinetta, insomma, in passato. Mio padre tirò fuori questa assenza, cioè gli ricordò, insomma, questo problema dell'assenza ingiustificata di Liparota, e appunto lui fece commenti sì, estremamente riduttivi, cioè lasciò cadere la cosa, insomma. E poi disse beh, ora però Chiara basta. Poi io gli dissi guardi, io in questo istituto veramente in questo periodo ho difficoltà a venire, perché ho ricostruito una serie di atteggiamenti, una serie di sguardi o di atteggiamenti piuttosto strani, e anche Fiorini l'hanno interrogato parallelamente a me, insomma, pare che non si ricordasse di avermi detto frasi, perché la polizia diceva ma no, insomma io Fiorini l'avevo fatto
chiamare durante il mio primo interrogatorio di mercoledì e... Mi scusi dottoressa se la interrompo, sono io. Pare che si ricordasse di non avermi detto frasi. Sì. Frasi quali? Quando mi chiesero se io sapevo che Mancini insomma, era appassionato di armi, io dissi prima di no, che mi pare non mi... Poi sì, mi ricordai che effettivamente me l'aveva detto Fiorini. Dicendo Fiorini che questa notizia l'aveva ricevuta da chi? Da Ferraro. Invece, quindi, lei si riferisce al fatto che poi successivamente Fiorini negò questo? Sì, non si ricordava, insomma. Allora continuiamo. E alla fine cosa le disse il professor Romano? E poi disse, insomma, però ora Chiara basta, lei deve riprendere la sua attività in istituto, tutta una serie di commenti, svariati minuti di commenti positivi nei miei confronti, sulla mia vocazione allo studio, sulla mia vocazione accademica, insomma, sul fatto che non ci dovevo più pensare e che io ero insomma, estremamente dotata per stare... Sì, e io però volevo un chiarimento da parte sua, come risposta, come integrazione ad una risposta data. Lei riferì al professore Romano della presenza di alcune persone. Parlò anche, nell'aula 6, parlò anche di Ferraro? No. In quell'occasione non parlò di Ferraro? Io non parlai di Ferraro perché non me lo ricordavo ancora. Ah, ecco, perché in quel giorno non ricordava ancora la presenza di Ferraro. Questo è il venerdì mattina, io l'ho ricordato abbastanza all'improvviso in un qualche momento di sabato mattina. La testa aveva già detto, Presidente, in precedenza che al professor Romano aveva detto che oltre al letto di Parota c'era la notevole possibilità che ci fosse anche un assistente in quella stanza, ma non ricordava chi fosse. L'assistente che ha salutato, e noi volevamo sapere appunto non se aveva aveva indicato. parlato anche di Ferraro. Quindi da quel momento lei decise di non andare più, di non frequentare più l'istituto. Sì. I contatti successivi che lei ha avuto, se ne ha avuti, quindi sono stati al di fuori dall'istituto, immagino, nel senso, dico per dire, telefonici, che ne so, Telefonici il venerdì sera col professor Romano. Lei mi ha detto prima che lei venerdì sera chiamò il professor Romano. Lo chiamai io, sì. Essendoci stato questo discorso abbastanza lungo, se vogliamo, la mattina del venerdì, questo che lei ha già adesso riferito abbastanza particolareggiatamente, qual era la necessità per lei di chiamare quella sera stessa a casa il professor Romano? Ero estremamente innervosita dalla situazione. Io questo ho fatto ampi commenti telefonici, credo che siano stati tutti intercettati, cioè avevo l'impressione che avessero voluto sondare il terreno, ecco. Questa era... Forse entriamo qui nell'ambito di apprezzamenti personali, Sì, che lo è siamo. bene che la testa non riferisca, anche perché noi abbiamo le intercettazioni e possiamo ricavare il giudizio dalla lettura delle intercettazioni stesse. Se torniamo un attimo a quella mattina del 9 maggio, lei dall'ufficio della segreteria decide a un certo punto, come abbiamo detto, di andare in sala assistenti per fare la famosa telefonata che poi non è stata fatta perché a casa sua, come abbiamo detto, non rispondeva nessuno. Abbiamo detto anche che in quel momento nell'istituto sostanzialmente
di fatto non c'era quasi nessuno, cioè c'era la Castiglia in sala laureandi, c'era Romano dall'altra parte dell'edificio, c'era Urilli nella segreteria e la Porta nella sala cataloghi. Nel corridoio, quindi, a quello che ho potuto capire, la domanda è questa, non c'era nessuno quando lei dalla segreteria va in sala assistenti, dove poi vedrà quella scena che abbiamo descritto prima, eccetera? Beh, nessuno, diciamo, di presenze notevoli per me, insomma. Ricorda se quindi non ha visto nessuno che possa lei aver ricordato. Ricorda se invece che abbia sentito qualcosa prima di entrare in sala assistenti. Questo io me lo sono ricordato molto tempo dopo. Cioè? Mi sono ricordata di aver sentito un colpo. Però assolutamente niente di acuto, cioè non aveva nessun tono acuto, era come un botto, insomma. Questo però molto tempo dopo. È possibile definirlo un tonfo? Se vogliamo dare una... È possibile definirlo un tonfo. Cioè un rumore basso e sordo. Chiedo scusa al pubblico ministero, dottoressa, stiamo parlando di prima che entrasse nella sala. Prima che entrassi, sì. Mentre dalla segreteria va in sala assistenti per fare la famosa telefonata. Ma qualche passo prima, non... Qualche passo prima di entrare nella stanza numero 6? Sì. C'è una specie di armadio, insomma, dove ci sono riviste, libri, a quell'altezza più o meno. Lei successivamente, nel corso delle indagini, la circostanza che aveva già detto, e cioè quella di aver visto in sala assistenti sia dal letto che di Parota, ebbe modo di confermarla alla loro diretta presenza, cioè nel corso di un confronto con Sì. Arletto da una parte e di Parota dall'altra? Sì. Ho detto sì. Sì. In sede di confronto come? In sede di confronto Prima con Gabriella Arletto e sede poi giudiziaria, lei dice? Un confronto in sede, sì, insomma, nel corso delle indagini, nel dicevo. senso tecnico? Sì. Devo sospendere però. Ricorda quando entrò dottoressa, quando entrò in sala assistenti, ricorda se la tenda della finestra che lei ha definito in asse con la porta fosse chiusa o fosse aperta? Se lo ricorda, naturalmente, no? Non con certezza, no, non ricordo con certezza. Prima della proiezione delle diapositive forse è opportuno sospendere per 5-10 minuti. Va bene. Però adesso può esaurire tutte le domande che prescindono dalle diapositive. Presidente, chiedo scusa. Non ho ancora esaurito le domande che prescindano dalle diapositive. Benissimo. Bene, quindi continuiamo. Si oppone alla sospensione? Non mi oppongo alla sospensione, volevo chiarimenti, avvocato Petrelli per la difesa Chiarimenti di su che cosa? Scattone, in ordine In ordine a che cosa? alla proiezione. Sì, al momento della opportuno ne parleremo. Adesso facciamo esaurire le domande del pubblico ministero che prescindono dalle diapositive. Lei mi diceva prima, dottoressa, che poi da quel giorno, da quel venerdì mattina, non è più andata in istituto, non ha più frequentato l'istituto.
Quale venerdì, scusi? Il venerdì, venerdì dell'incontro con Romano. 23, Sì. immagino. E che successivamente ha avuto peraltro contatti con persone dell'istituto, e mi stava dicendo che uno dei primi, immediatamente dopo, è stata quella telefonata del venerdì sera con il professore Romano. Nel corso di questa telefonata del venerdì sera con il professore Romano, ricorda se si disse qualcosa relativamente, se vi scambiaste delle impressioni, delle notizie, delle informazioni relativamente alle indagini che si stavano svolgendo, se il professore Romano le abbia detto qualcosa, l'abbia esortata a tranquillizzarsi, comunque a riprendere la frequentazione dell'istituto lasciando perdere questo problema? Durante la telefonata sì, ampiamente. Cioè, io gli ripetevo, insomma, che ero angosciata, che lì si trattava di... gli ho detto varie volte, ma insomma poi se lì è scappato un colpo, ma insomma qui si tratta di una vigliaccheria, non prendersi le proprie responsabilità, questo l'ho ripetuto varie volte, e lui sì, mi esortava a lasciar decantare, questa espressione l'ha usata molte volte, a lasciar decantare la cosa. Io gli dicevo, guardi, io non... cioè in realtà telefonai per valutare, per valutare quelle che erano appunto state mie percezioni fino a quel momento, per valutare fino a che punto reggevano. Quindi andai molto... cioè gli dissi con molta forza che che lì si interrompeva, insomma, la mia carriera, nonostante gli dissi sì, io ci ho investito degli anni in questo istituto, sento anche di avere una vocazione, eccetera, ma non lo metto assolutamente sullo stesso piano della morte di una ragazza. Lì ci sono persone che stavano in quella stanza, ho avvertito tensioni, cioè gli ripetei.